Francesco Vianello di Prima il Veneto. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per il gentile invito. Vedo che lei è già entrato in spirito campagna elettorale. Cosa, va bene. Prima il Veneto o prima la Lombardia? Allora, come diceva Donzelli? Prima il Veneto, diciamo. Prima il Veneto. Qui così. Che siamo arrivati alla fine di un'era. Si sta preparando il dopo Zaia. Per il Veneto politicamente un piccolo terremoto. Ricordiamo che Zaia è presidente della regione dal 2010, quindi da 15 anni. Il Veneto da questo punto di vista ha una straordinaria stabilità politica, perché se considerate il fatto che prima di Zaia ci furono 3 mandati di Giancarlo Galan, questo significa che in Veneto negli ultimi 30 anni ci sono stati solamente 2 presidenti di regione, un fatto più unico che raro in Italia. Vianello, lei che è tra l'altro veneziano, anche lei ho visto che sul fatto che uno Zaia non essendo di Venezia sarebbe visto insomma non benissimo. Non è che noi ci permettiamo assolutamente di porre qualsiasi veto o qualsiasi limite sulla provenienza della persona, né geografica né tantomeno di storia politica, o magari che non abbia anche mai fatto politica, perché è successo che molti imprenditori siano scesi in campo senza avere la benché minima cultura politica, sociologica, politologica. Abbiamo visto tanti personaggi dei texani con le scarpe, con gli stivali da cowboy e scarsee sgionfe d'eskei, credere che ci fosse un'equazione in politica. Siccome sono stati bravi, hanno avuto successo con le pannocchie o con il commercio delle mucche, l'equazione fosse che avrebbero potuto essere bravi anche nella gestione della cosa pubblica, che invece si rivela... Ma ce n'è uno che a Washington adesso, un personaggio del genere? Beh, qualcosa di simile credo che ci sia anche lì. Dopo spero che ci sia l'occasione anche per aprire questo gradevole argomento. Sì. No, lei mi diceva di Zaia, assolutamente noi non mettiamo nessuna preclusione, basti che la persona sia competente e poi che si parli anche di programmi, cioè si parli anche delle necessità della città, del nostro comune, in primis il problema della violenza, del degrado, dello spaccio di sostanze stupefacenti, un po' in tutto il comune, ma come ben sapete principalmente nella zona di Via Piave. Ecco, credo che sia ora di prendere in mano i problemi seri che affliggono il comune di Venezia, perché da 2 anni stiamo parlando soltanto di questa infinita telenovela sulla data delle elezioni e sul possibile secondo, terzo o quarto mandato di Zaia. Vianello, voi voleva intervenire? Sì, prima quando si parlava della borsa mi è piaciuto l'intervento di Damiano, perché queste cose secondo me sono successe molte altre volte nel corso della storia, quando per esempio qualcuno ha deciso di fare una guerra in Vietnam, poi di invadere l'Afghanistan, poi di invadere l'Iraq, sempre col concetto di esportare in tutto il mondo l'unica forma buona di democrazia sana esistente sulla faccia della terra, quando decideva di sostenere i dittatori dell'America Latina sudamericani come vedi Pinochet, oppure la giunta dei generali in Argentina, mettere un dittatore in Iraq, no, come Saddam Hussein, e poi toglierlo perché non faceva più comodo. Io sono convinto che durante tutte queste sciagurate operazioni, questi esperimenti, no, che sono stati fatti utilizzando come cavie umane milioni e milioni di cittadini innocenti che hanno patito poi pene inenarrabili, le oscillazioni dei titoli in borsa fossero stati ampiamente previsti dai politici e dai loro amici lobbisti che si sono arricchiti, vuoi con la vendita di armi, vuoi vendendo mine antiuomo in Africa e in Asia, vuoi vendendo farmaci, oppure minacciando l'invasione di un paese. Sicuramente i mercati avranno reagito con quegli shock, no? Quegli shock che bisogna dare continuamente ai mercati, perché i capitali si devono spostare e più si spostano i capitali e più c'è la possibilità di arricchirsi, di fare
assopiglia tutto con quei furboni che fanno una forma di insider trading ancora più occulta rispetto a questa, e che quindi in combutta con i potenti erano pronti a comprare o a vendere i titoli a seconda delle loro esigenze. Per cui penso che queste cose siano successe da parecchio tempo, diciamo, che succedano da parecchio tempo. Poi sui dazi, cioè, secondo me, poi Trump, logicamente, che non è un benefattore dell'umanità intera, è semplicemente una persona che sta difendendo in modo un po' brusco, un po' prepotente, però sta difendendo giustamente gli interessi economici del suo paese. Ecco, l'Europa, se mai avesse funzionato l'Europa, avrebbe dovuto già 20-30 anni fa imporre dei dazi a quelle merci cinesi che venivano prodotte utilizzando manodopera infantile e minorile, adesso non solo quelle cinesi ma anche quelle indiane o del Bangladesh o dello Sri Lanka, utilizzando prodotti tossico-nocivi che non rispettavano nessuna delle regole alle quali invece devono sottostare rigidamente tutte le aziende italiane e venete. Esatto. Ma noi abbiamo il marchietto, c'è adesso. Sì, ma sappiamo quante volte quel marchio fosse stato collocato in modo fraudolento su dei prodotti che non rispettavano nessuna delle norme italiane e delle norme europee. Allora in quel caso lì bisognava mettere dei dazi per impedire che tutta quella paccottaglia invadesse i negozi delle nostre città d'arte, per esempio. Un progetto molto ambizioso però, Gasparinetti, perché la società sta riversando tutte le sue nefandezze sulla gioventù e poi chiede alla scuola di svuotare questo oceano di nefandezze con un cucchiaino. Cioè a scuola già si fa fatica a insegnare a leggere, scrivere e far di conto oggi come oggi, perché fra il cinema, il teatro, le gite, le mostre fotografiche, l'educazione civica, l'educazione stradale, il bullismo, il cyberbullismo, utilizza l'intelligenza artificiale, l'educazione sessuale, l'educazione sentimentale, i programmi di integrazione, eccetera, capisci che stiamo riversando. Ma è l'annosa questione sempre tantissimi famiglia, progetti scuola, importanti, famiglia. Ambiziosissimi, ma stiamo buttando tutto sulla scuola. L'insegnante ha 9 classi, ha 250 alunni da seguire, ha 750 interrogazioni da fare in un anno, ha 1000 compiti da somministrare, correggere con le relative prove di recupero per mettere gli insufficienti nelle condizioni di raggiungere il pieno successo scolastico formativo. E poi purtroppo la società genera problemi su problemi e si chiede sempre conto ai precari della scuola di andare a tappare i buchi di una società che è diseducante in tutto e per tutto. No, ma è verissimo che ci sia una forma, secondo me, di discriminazione inversa, in quanto per esempio in via Piave bisognerebbe intervenire per salvaguardare la minoranza italiana che viene emarginata dal resto, perché siamo arrivati a questo punto ormai, cioè c'è una discriminazione al contrario, no? Noi siamo talmente tolleranti che crediamo che la nostra tolleranza venga apprezzata da coloro a cui viene rivolta, ma in realtà così non è un autogol che ci facciamo, che però non riceve gli applausi dell'avversario. Noi ci facciamo degli autogol e continuiamo a farceli, e spesso accade questo. Per esempio, cioè, io mi dico sempre, ma se le automobili parcheggiate a Mestre, no, fossero, cioè scusate, se gli spacciatori fossero controllati meticolosamente come invece sono controllate le auto in sosta dei residenti, no? Ma che Mestre sarebbe, che comune, che Italia sarebbe, no, se i clandestini fossero controllati documenti, identità, stato di salute, fedina penale, se hanno un lavoro, se hanno un alloggio, se fossero controllati come sono controllati i nostri conti bancari, le nostre conversazioni, le nostre fedine penali quando andiamo in cerca di un lavoro, no? Che mondo, che Mestre sarebbe? Francesco Vianello di Prima il Veneto. Grazie a tutti, buonasera e viva il Veneto.